Ottima direi, è giusto perché c'è tanta gente che ha bisogno, quindi trovo che sia una cosa ben fatta. Un pensiero per chi non ha possibilità, perché si trova in difficoltà anche a pagare un pezzo di pane. Diana Ariella ha raccolto una sfida e ora la speranza è che molti la seguano e non solo nel suo settore. Sacchetti di pane invenduto da regalare a fine giornata. Dal 26 marzo in forma sperimentale per la settimana di Pasqua e poi si vedrà. Nasce tutto da un moto spontaneo su Facebook nella pagina 6 di Mogliano Veneto Se. Qualcuno posta la foto di un'iniziativa analoga in Italia e la scommessa è: perché non farlo anche da noi? E così parte il motore solidale in fretta e il panificio Diana risponde subito all'appello. D'altronde una cosa simile già la stava facendo, vendendo al prezzo ribassato di €1 il pane non venduto. Stavolta però si va oltre. Quello della giornata, quello che avanza a fine giornata, noi facciamo dei sacchetti e li mettiamo fuori. Chi già lo sapeva è venuto per tutto questo tempo a €1, sempre verso l'orario di chiusura. E adesso magari se qualcun altro lo sa, insomma sa che li mettiamo fuori a chi serve, insomma sa che è lì. L'invenduto per me cioè, a fine giornata comunque va buttato, se va a buon rendere bene, insomma se va bene a qualcuno bene. E il plauso dei moglianesi è immediato. Per me sì, è una bellissima iniziativa. Penso che sia una cosa sicuramente da tenere in considerazione, anzi dovrebbe prendere esempio un po' tutti. Si parte il 26 marzo dunque aspettando che altri la seguano e con l'amara consapevolezza che iniziative del genere siano sempre più necessarie. La situazione non è delle migliori, quindi io credo che avranno la coda al pomeriggio, purtroppo.